Sesta corsa del convegno, 6 al via sulla distanza del miglio, and Plane B, Ghost Gun, Ernesto Spritz, Etrusco Cla, Eleganza V, Eiffel Phi. Favori netti per Ernesto Spritz, numero 3 Andrea Farolfi. Vediamo le fasi di lancio con la velocità di Eleganza V che contro Ernesto Spritz e Etrusco Cla. Eleganza V cerca di superare Ernesto Spritz, che però rientra molto bene e conserva così il vantaggio del numero per installarsi al comando proprio su Eleganza V, che supera Ghost Gun. Più indietro è M-Plane B, mentre risale all'esterno Eiffel Phi. Primi 400 che se ne vanno via in 28,2, quindi subito grande andatura imposta dal favorito, che completi i 600 in 44,5. Ora c'è stato un rallentamento intermedio, ne approfitta Eiffel Phi per riavvicinarsi, ma è ancora molto lontana dalla testa. E in vantaggio Ernesto Spritz con in schiena Eleganza V. Poi la progressione di Eiffel Phi che ha in schiena Etrusco Cla, in coda Ghost Gun ed M-Plane B. 800 metri in 1,3,6, addirittura un 31,1 di secondo quarto, per un parziale in 14,8. Siamo ormai a 500 dalla conclusione, con il leader che accelera, Eleganza V rimane in schiena, Eiffel Phi non riesce a farsi luce, 400 all'arrivo, più indietro Etrusco Cla, lungo la corda rimane Ghost Gun, ha perso terreno in Plane B, ultima curva a metà della quale non cambia nulla tatticamente, in vantaggio sempre Ernesto Spritz con in schiena Eleganza V. Retta d'arrivo con Etrusco Spritz che allunga ancora, Eleganza V in seconda posizione, deve però difendersi dalla puntata interna di Ghost Gun finale con la vittoria netta per Ernesto Spritz, il secondo posto sul palo per Ghost Gun che piega Eleganza V, 1,13 netto il ragguaglio conclusivo, a conferma di un cavallo che corre sempre su quella linea più o meno. Vedete Ernesto Spritz con il sediolo Andrea Farolfi che porta a casa una netta vittoria, l'allievo di Andrea Sarzetto, Scuderia Valle Falconera, in percorso di testa. Respinge inizialmente Eleganza V, poi stacca nel finale. Eleganza V che perde il secondo, battuta sul palo dall'outsider Ghost Gun.